Benvenuti al video della lettura delle carte, un response per tutti quanti voi che hanno bisogno di sapere per il proprio cammino di vita attuale. Allora, la prima cosa bisogna scegliere un numero, 1, 2 oppure il 3, che corrisponde al mazzetto di carte da voi scelto. Quindi 1, il 2 o il 3. Diamo disponibilità di pensare e di scegliere il vostro mazzetto, 1, 2 oppure il 3. Bene, fatto questo andiamo con la lettura iniziale del numero 1, mazzetto numero 1, ecco qua, e andiamo con la lettura per coloro che hanno scelto il numero 1. Allora, per te che hai scelto il numero 1 stai attraversando un periodo negativo, sono esattamente 6 mesi che non riesci più a capire niente, cioè 6 mesi che le cose vanno male. Hai avuto un problema all'interno della famiglia con un familiare che ti ha fatto, diciamo, stare male, 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 e addirittura hai versato delle lacrime e da quel momento non riesci più a capirci niente, perché te sei una persona che quando dai il meglio di te stesso ti impegni al massimo, ma le persone che ti circondano non la pensano allo stesso modo su di te. Hai un progetto che vorresti vedere realizzato, questo progetto si realizzerà, ma devi aspettare l'anno nuovo. L'anno nuovo, verso febbraio, ci sarà questo response di questo tuo progetto che sarà molto molto positivo. Ti manca una persona cara che è defunta, una persona che hai perso nel meglio della tua vita e quindi ti manca, e questo ti fa stare sempre male perché la pensi di continuo. Sentimentalmente noto un vuoto dentro, cioè hai un vuoto dentro, ti manca l'affetto, ti mancano le coccole, ti manca il modo di avere felicità. Occhio al telefono perché vedo una notizia telefonicamente, una notizia positiva, quindi occhio al telefono perché riceverai una telefonata buona. Devi essere un po' più te stessa o te stesso, perché io vedo la carta dell'amore, questa qui, con il sole uscente, ciò vuol dire un rafforzamento, quindi ci sarà una novità a carattere sentimentale che ti farà stare molto molto meglio. La felicità economica tarda ad arrivare, ma ci sarà, ed infine riceverai un qualcosa di soldi che tu ci avevi perso la speranza, ma arriveranno. Questo era il response per la lettura del numero 1, mazzetto numero 1. E adesso andiamo con coloro che hanno scelto il mazzetto numero 2. Il numero 2. Vediamo cosa ci dicono le carte per te. Una situazione legale che ti sta molto al cuore.
Legale può essere anche una multa, un qualcosa che riguarda il legale che dovrai sistemare, dovrai mettere a posto. Non fare che la metti da parte e poi dice poi se ne parla, no, devi prendere seri provvedimenti. La fortuna è dalla tua parte, ma è letteralmente bloccata attualmente, quindi c'è un periodo di fermo, un periodo di negativo che ti fa stare sempre col pensiero in testa. Economicamente stai attraversando un periodo non tanto positivo che ci stai male, giustamente ci stai male perché c'hai delle spese da affrontare e non sai come fare. Una persona cara ti dovrà dire delle cose. Vedo notizia da parte di una persona cara, quindi una persona che fa parte della tua vita che dovrebbe darti una notizia. Stai attraversando un periodo sentimentale non tanto positivo, un periodo sentimentale dove hai dato tutto di te stesso e stai soffrendo perché questa persona non è corrisposto a quello che tu vorresti. Occhio alla posta perché vedo in arrivo un qualcosa, una lettera, un qualcosa di negativo, un qualcosa che ti farà stare male e che dovrai risolvere al più presto possibile. Questa carta qua sta a indicare, la vedi, la frustrazione. Frustrazione sta a indicare periodo frustrata, un periodo che stai in ansia, diciamo in depressione, perché vorresti vedere le cose in famiglia un po' meglio, ma ti sfuggono di mano. E infine vedo un festino, un momento di festa che non vuoi andarci, ma non puoi mancarci nemmeno. Quindi ti conviene metterti l'anima in pace e di andare a questo festino. Ed era così la lettura del numero 2 per coloro che hanno scelto il numero 2. Infine andiamo al numero 3 per coloro che hanno scelto il numero 3. Per il numero 3 ti posso dire che la fortuna per te c'è stata, non ne hai saputo approfittare, c'è stato un periodo molto positivo per quanto riguarda la fortuna, ma te la sei giocata per colpa degli altri, perché sei una persona molto corrisposto ad aiutare il prossimo, ti sei messa sempre a disposizione per gli altri, ma gli altri non lo sono stati per te. Vedo che stai attraversando un periodo di salute non tanto positivo, stai pensierosa proprio per questo motivo e vedo una tua speranza in un ritorno. Questo ritorno può essere sia un ritorno sentimentale, può essere sia un ritorno di fiamma, sia un ritorno di amore perduto o di un rafforzamento sentimentale in famiglia. Occhio, attenzione, una donna che c'hai molto vicino, questa donna non ti è sincera, sta facendo in modo di metterti contro a qualcuno che ci tieni. Il diavolo rappresenta nella cartomanzia forme di negatività, quindi stai attraversando questo periodo negativo dovuto alla negatività degli altri, a delle persone che probabilmente non gli sei simpatica. Infine, una persona che indossa un tipo di divisa ti farà una proposta interessante. Ed era così
la lettura delle carte per ognuno di voi che avete scelto il vostro mazzetto. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e attiva la campanella delle notifiche in modo tale quando ci sarà la pubblicazione di un nuovo video, logicamente riceverai la notifica, quindi non dimenticarti di iscriverti al mio canale.